Eccoci tornati con ore 7, oggi è il giorno delle scuole, del ritorno in presenza almeno per il 50% per le scuole superiori, 50 andranno in presenza, un popolo di 20.000 persone, gli altri rimarranno a casa ma ci saranno delle turnazioni. Allora dovremo collegarci con due ragazzi, uno in presenza che sta andando a scuola e uno invece in DAD. Dovrebbe essere collegata con noi Erika Barboni che invece deve continuare a fare la DAD, lei è del Malignani, vediamo se abbiamo la possibilità di collegarci con lei. So che tu sei in DAD ancora, magari speravi di tornare a Sì, scuola. fino a giovedì la mia classe è ancora a casa, sì. Come state affrontando come avete affrontato questo periodo, diciamo, a singhiozzo? E oltretutto tu sei l'ultimo anno, anche l'anno scorso hai provato questa Esatto, non è, didattica. non è stato facile anche organizzarci e vivere quest'ultimo anno in questo modo. Personalmente, infatti, non vedo l'ora di trascorrere quest'ultimo mese e iniziare finalmente a lavorare in presenza e anche allenarci per gli esami, soprattutto saranno orali, quindi sarà importante allenarci con i prof in questo modo. Ecco, cosa ti dicono i tuoi compagni? Cosa dicono di questo periodo? Ovviamente ci sono opinioni discordanti, nel senso, nella mia compagnia alcuni preferiscono stare in DAD per diversi motivi, altri non vedono l'ora di tornare a scuola. Personalmente, infatti, io non vedo l'ora che sia giovedì per poter ricominciare normalmente a fare lezione. Allora, chiedo alla regia se noi riusciamo anche a collegarci con Enrico Tiepolo, che è uno studente dell'Ostellini che sta andando in presenza a scuola. Chiedo se riusciamo a collegarci, se no vado avanti anche tranquillamente con Erika nel frattempo. Vediamo se riusciamo ad avere un accenno dalla regia. Erika, quello che volevo chiederti è frequentare però comunque in didattica a distanza è molto diverso in questo momento, soprattutto per una persona che si deve accingere agli esami di maturità, immaginiamo. Certo, certo, infatti anche per un discorso di preparazione all'esame al meglio è molto più difficile allenarsi su uno schermo piuttosto che allenarsi a questo tipo di esami in presenza, per cui sì, noi non vediamo l'ora di poterlo fare al meglio e per farlo al meglio ovviamente c'è bisogno di allenamento costante, di imparare a parlare, a collegarsi, cosa che non si può fare a distanza. E quello che volevo chiederti voi come tra voi ragazzi ne avete parlato, avete Sì. fatto qualche assemblea anche tra di voi per cercare di portare avanti la scuola in presenza piuttosto che al 50%? Avete fatto qualche azione particolare? Sappiamo che ci sono anche dei comitati tra i genitori, ma voi direttamente come studenti? Mm, no, in realtà no, non abbiamo mai fatto, tra virgolette, azioni per poter cambiare le cose, più che altro ci siamo cercati di attenere al meglio a quello che ci hanno dettato. Cosa ne pensi quando leggevo anche oggi, gli infettivologi si dividono, ma anche gli stessi politici, dicendo che è un rischio Sì. far tornare i ragazzi nuovamente a scuola perché la variante inglese è ancora molto forte e potrebbe tornare a circolare. Voi vi attenete a tutte le regole oppure vedi che c'è qualcuno che sgarra? Beh, penso che inevitabilmente ci sia qualcuno che sgarra. È un rischio, certo, indubbiamente lo è, ma io penso che sia un rischio che vale la pena di correre, nel senso che sì, l'educazione è sempre stata una parte fondamentale e credo che sia importante per noi studenti. Sì, la DAD ovviamente non può mh, restituire gli stessi stimoli che può dare una lezione in presenza, quindi sì. Allora mi dicono che sono in contatto anche con Enrico, vediamo se ce la facciamo, lui dovrebbe, eccolo qua, lui è davanti Buongiorno. buongiorno Enrico, è davanti allo Stellini, piove, in questo momento è più fortunata Erika credo, perché almeno non ha la pioggia, tu invece Sì. te la stai beccando tutto come primo giorno di ritorno a scuola, come sta
come sta andando? Vieni dato il mezzo, no? Se non sbaglio. Sì, sì. No, allora sono molto contento oggi naturalmente di tornare a scuola, anche noi stiamo al 50%. E eh, sono contento naturalmente di poter tornare a incontrare i miei compagni, i miei professori. Dall'altra parte c'è sempre comunque un po' di preoccupazione per la situazione. Però se ci hanno fatti tornare a scuola, evidentemente vuol dire che la situazione era adatta. Ecco, e stavo dicendo anche con Erika che dovresti vederla collegata, tu dovresti anche tu accingerti agli esami, no? Quest'anno. Erika diceva è un po' difficile preparare gli esami a distanza, anche tu la pensi in maniera uguale? Sì, sì, mi trovo d'accordo, anche perché adesso spero di poter fare tutto l'ultimo mese che resta ormai in presenza, perché penso che per elaborare la tesina, lo scritto che dobbiamo fare comunque all'esame, il contatto diretto con gli insegnanti, anche il confronto comunque con i nostri compagni sia fondamentale per sviluppare nuove idee, anche come diceva, per allenarci, insomma, a quello che sarà l'orale. Senti, sei arrivato in Corriera, c'era qualcosa di diverso rispetto alle altre volte? Ci sono stati dei controlli oppure degli assembramenti? Qual è la situazione? Anche per capire un po' da chi si parte da casa e arriva direttamente a scuola. I problemi erano i trasporti pubblici, tu che li frequenti sempre o li frequentavi, insomma? E io personalmente non mi sono mai trovato, non ho mai trovato problemi con i trasporti perché ci sono diverse corriere, quindi sono ben spalmati, diciamo, gli studenti che vanno a scuola a Udine. Anche oggi comunque sì, i posti sono divisi, quindi ci si siede in maniera alternata. E, sì, devo dire che le regole sono rispettate da tutti. Regole sono rispettate anche a scuola. Secondo te quali sono i problemi? Sono fuori da scuola più che altro, forse, dove c'è la gente che si incontra? Non sono le scuole Sì, proprio. no, perché comunque nelle scuole resta la suddivisione tra classi, quindi non ci dovrebbe essere una diffusione tra le diverse classi. Poi naturalmente fuori da scuola è possibile che alunni di diverse classi si incontrino e quindi ecco che si vanno a contagiare molti più ragazzi. Ecco, Enrico, sei arrivato tu davanti allo Stellini? No, io sono per strada. Ah, sei ancora per strada, dai, non voglio farti arrivare in Sì. ritardo perché è solo 2 minuti, dopo ti becchi già la prima sospensione dopo neanche 30 secondi che è ripartita la scuola in presenza. Va bene, allora io ti faccio in bocca al lupo. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie Enrico. Erika, a te tocca entrare in DAD adesso, tra non Sì. meno di 2 minuti, dovrai collegarti con altre persone, non con noi, insomma. E solo chiederti l'ultima battuta, secondo te il problema è fuori da scuola, non è dentro la scuola comunque? Trasporti pubblici oppure, non come dice trasporti pubblici Enrico, In realtà nei trasporti pubblici, come ha detto appunto Enrico, le regole sono rispettate davvero diligentemente, nel senso anche gli autisti si occupano di controllare frequentemente, almeno per quello che ho notato. A scuola, appunto, anche da noi c'è questa divisione tra classi, ma in classe magari ci si alza per girare un po', sgranchirsi le gambe, quindi in quel caso non sempre c'è la distanza. Ma sono d'accordo nel dire che il principale problema sia fuori da scuola, quando le classi escono, magari io sono al Marignani, quindi scuola grande, tante persone, spesso nelle scale c'è un piccolo assembramento e anche fuori da scuola, insomma, nell'atrio fuori da scuola. Per cui sì, sono assolutamente d'accordo nel dire che il principale problema sta lì e quello sta nella coscienza di ognuno. Grazie Erika per questa tua testimonianza, come grazie Enrico, grazie mille.